Chi decide sulla diffusione delle immagini del minore in Internet? Scopriamolo! In questo video trattiamo il tema relativo alla diffusione da parte dei genitori delle immagini di minori sul web e in particolare sui social media. In linea di principio, nel caso di adulti, il consenso dell'interessato rende lecita la pubblicazione della sua immagine, secondo gli articoli 10 del Codice Civile, 96 e 97 della Legge sul diritto d'autore. Se l'interessato è minore d'età, invece, il consenso deve essere espresso dai genitori di comune accordo, in applicazione della regola generale sulla rappresentanza del minore e sull'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. In sostanza, la tutela della vita privata digitale del minore è affidata a chi esercita la responsabilità genitoriale, fermo restando che in caso di interferenze illegittime dei genitori o di terzi, il fanciullo ha sempre diritto alla protezione della legge. Per citare l'articolo 16 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre del 1989, ratificata dall'Italia. Non a caso, il Codice Civile prevede che il giudice possa limitare le facoltà connesse alla responsabilità genitoriale in caso di comportamenti contrari all'interesse del minore, o addirittura pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale in caso di grave pregiudizio del figlio. Ebbene, in caso di conflitto fra i genitori su questioni di particolare interesse, ciascuno può ricorrere al giudice per l'adozione dei provvedimenti più idonei. Nello specifico, in tema di pubblicazione di immagini o notizie relative ai figli minori, il genitore può chiedere al giudice l'applicazione di una misura inibitoria che imponga all'altro genitore il divieto di diffondere l'immagine del minore, o addirittura potrebbe imporre la rimozione delle foto o riprese già pubblicate, nonché, se del caso, potrebbe anche richiedere il risarcimento dei danni arrecati al decoro e alla reputazione del minore. L'inibitoria a tutela del diritto all'immagine, regolata dall'articolo 10 del Codice Civile, è stata disposta in un caso, ormai divenuto famoso, deciso dal Tribunale di Mantova, avente ad oggetto proprio un conflitto fra genitori circa la pubblicazione di foto di minori in tenera età sui social network. Inoltre, per rafforzare l'efficacia dell'inibitoria è possibile anche chiedere al giudice di applicare una misura di coercizione indiretta, ossia di fissare la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Tale misura è stata per l'appunto disposta in un caso deciso dal Tribunale di Roma, questa volta promosso dal minore ultrasedicenne, che era fermamente contrario alla diffusione sui social network da parte della madre di immagini e notizie riguardanti la propria vita privata. In sostanza, anche le scelte dei genitori sulla diffusione di immagini, notizie e dati relative ai figli minori devono essere adottate di comune accordo dai primi nell'interesse dei secondi. In caso di contrasto fra genitori, di opposizione del minore o di effetti comunque pregiudizievoli per quest'ultimo, potrà essere attivato uno degli strumenti procedurali previsti dal nostro ordinamento a tutela dei minori. Nei prossimi video tratteremo del cosiddetto consenso digitale del minore, fra diritto civile e GDPR, con particolare attenzione all'uso dei social network. Iscrivetevi al nostro canale. Abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto di famiglia. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.